Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi sì, il Marietto non so se l'avete sentito, ma effettivamente è ancora collegato con me, adesso lo saluto. Buonasera Marietto, guarda che sto facendo la diretta sul serio. Ciao. Allora, qui siamo qui appunto per l'appuntamento del venerdì, il venerdì alle 21:30 con cui chiudiamo la settimana. Vi ricordo tra l'altro che questa sera io proseguo, al di là della diretta che durerà una mezz'ora, proseguo con i lavori per gli amici delle pulizie dei trattamenti radiestesici, la stessa cosa il Marietto Veneziano con i suoi assistiti, dunque la serata per noi continuerà, ma intanto adesso concentriamoci su questo appuntamento e la possibilità che metto a disposizione in modo gratuito di avere una risposta con le Sibille. Dunque, vi ricordo che mi aspetto che nella domanda voi mettiate la vostra data di nascita, il vostro nome, la domanda formulata in modo chiaro. Se mi chiedete di controllare la vostra relazione o qualsiasi situazione in cui è coinvolta una seconda persona, di mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. È importante, se non mi mettete questi dati io salto avanti. Ok? Dunque che nessuno ne abbia male, questo però per me è fondamentale. Detto questo, mentre aspetto che si colleghino alcuni di voi, ovviamente vi ricordo che essendo una diretta che dura circa mezz'ora e rispondendo in ordine di arrivo per quanto riguarda le domande, è importantissimo che arriviate presto perché ovviamente faccio in fretta in mezz'ora a rispondere quelle 5, massimo 6 domande, dunque è importante che siate puntuali e tempestivi. Allora, non so se lo sapete, forse ci saranno delle persone nuove questa sera, comunque sia il Marietto Veneziano, per il quale vi invito appunto ad iscrivervi anche al suo canale YouTube, che trovate proprio con il nome Marietto Veneziano, vi invito appunto a iscrivervi al suo canale YouTube. Io e il Marietto Veneziano comunque siamo anche su Facebook, ci trovate nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermitismo. Vi aspettiamo per tutti quelli che amano le discipline esoteriche, la radiestesia, la radionica e dunque siamo ben disponibili e vi accoglieremo molto volentieri nel gruppo. Inoltre, ovviamente, nei nostri canali YouTube trovate molto materiale esplicativo, molti video dove abbiamo spiegato appunto i fondamenti, per esempio, della radiestesia, alcune cose importanti di esoterismo, cabala, ma anche astrologia antica. Dunque, cercate piccoli rituali, cercate nei nostri canali YouTube e sicuramente nelle playlist troverete gli argomenti che amate. Bene. Allora, detto questo, chiudo dicendo che a disposizione delle persone che ci seguono c'è anche il sito ilcapitano.altervista.org. Questo sito è il sito che il Marietto Veneziano ha messo online ormai 6 anni fa, forse quasi 7, e che è il primo sito a distribuire radionica in modo gratuito in Italia. Dunque approfittate se siete amanti di questa disciplina, se non sapete cos'è e siete curiosi, vi ho incuriosito, andate sul sito e indagate, sondate e scaricatevi le dispense che sono totalmente gratuite. Nelle dispense trovate un minimo di spiegazioni. Vi ricordo comunque che abbiamo approfondito queste spiegazioni proprio nei canali YouTube, nelle playlist dedicate alla radiestesia e alla radionica. E fermo restando che sia il Marietto che io siamo disponibili per consulti privati a pagamento. Dunque i consulti possono essere sia di tarologia, possono essere consulti radiestesici, possono essere lezioni individuali, dunque
quale che sia la cosa che preferirete fare insieme a noi, non avrete che da comunicarcelo. Il costo di un consulto è 20 €, la durata è 45 minuti. Dunque, se vi interessa approfondire qualche argomento, oppure se volete invece un consulto privato di approfondimento, durante il quale tra l'altro io combinerò più discipline, oltre le sibille, useremo anche l'astrologia antica e la radiestesia, dunque alla fine del consulto generalmente si hanno le idee piuttosto chiare sulla situazione. Non esitate a contattarmi tramite WhatsApp, mi raccomando evitate di telefonarmi perché le telefonate sono destinate ai consulti, tra l'altro spesso sono occupata, dunque non riesco magari a rispondervi in quel momento. Se mi scrivete su WhatsApp sicuramente avrete una risposta. Grazie, benissimo, direi adesso che gli amici sono ormai numerosi quanto le domande, dunque direi di cominciare a rispondere, a salutare, a rispondere. Buonasera Marietto, ma questo era inevitabile, l'abbiamo salutato anche all'inizio. Buonasera Chiara, buonasera Elisa, buonasera Sara, buonasera Cristina, buonasera Antonio, buonasera Rossella, buonasera Maria, buonasera Nella, buonasera Nadia, che mi sembra un nome nuovo nel gruppo dei partecipanti, buonasera Assunta, buonasera Mara, anche Mara mi sembra una new entry o forse una o due volte che la vedo, buonasera Tiziana, buonasera Angela, buonasera Santina, Elisa ti ho già salutato se non sbaglio. Sì, la memoria non mi inganna, ti avevo salutato comunque. Buonasera, buonasera Santina, buonasera Linda, buonasera Emily, buonasera Doriana, buonasera Giuseppina. Benissimo, si comincia, siete contenti? Allora, la prima domanda di Elisa, 15 giugno del 76. Ivan invece 29 febbraio del 72. Come va fra loro? Allora, mi raccomando, poi una cosa che vi chiedo, se siete fra i primi 5-6 a porre la domanda, sappiate che sicuramente, a meno che non abbiate omesso i dati che io ho richiesto di indicarmi, vale a dire il vostro nome, la data di nascita, il nome e la data di nascita della persona sulla quale mi chiedete di indagare, è una domanda, diciamo così, formulata in modo chiaro. Dunque, niente lei, lui, pesci, cancro, no, nome e data di nascita. Se manca questo io passo oltre. Dunque, però se siete fra i primi 5 e 6 che hanno questi requisiti nella domanda, seguitela la diretta perché io vi rispondo, così non mi formulate la stessa domanda anche la seconda volta perché io se mi ricordo di avervi risposto passo oltre, va bene? Perché le persone che seguono e che hanno voglia e lo stesso diritto di avere una risposta sono tante, dunque mi raccomando. Allora, Elisa e Ivan, 15 giugno 76, Ivan 29 febbraio 72, vediamo. Tra l'altro quando ho finito di rispondervi, vi consiglio di, così per privacy, di rimuovere la vostra domanda, ma lasciatemi il tempo di leggerla, quantomeno. Allora, Sibille, diteci come va tra Elisa e Ivan. Comunque sappi che tutti gli Ivan hanno un carattere particolare. Vediamo un po'. Allora, diciamo che il taglio questo è solo, poi noi approfondiremo con la stesa. Il taglio già indica che c'è molto da fare, che forse anche le iniziative o le cose che vi interessano sono parecchie, c'è però un atteggiamento o di freddezza o di rigidità o comunque diciamo o è qualcuno di voi due che si sta separando oppure potrebbe indicare comunque che uno dei due giudica un pochino. Comunque andiamo a vedere un po'. Allora, beh,
Guarda, io mi sembra di intuire, a meno che non siate voi due sposati tra voi, il che vorrebbe dire che magari questa donna maritata sei tu, potrebbe anche indicare la ex moglie o che lui comunque nel momento in cui vi siete conosciuti, incontrati e sostenuti, perché sembra proprio che ci sia comunque stato un sostegno, in qualche modo un aiuto, compare la carta del dottore, a meno che lui non faccia proprio il dottore di professione e che tu l'abbia conosciuto così. Comunque, in ogni caso, in questo inizio eh, è più o meno positivo, cioè diciamo grandi conversazioni che si sono trasformate in un sostegno, in un aiuto, in una certa disponibilità. Attualmente comunque sembra che ci siano dei progetti, dei pensieri, ma questi pensieri comunque sembrano equamente spartiti fra una donna e una ragazza più giovane. Allora, questo potrebbe anche essere dovuto magari a una figlia o un figlio adolescente che Ivan magari ha. Dunque io non sapendo la sua storia, la tua storia, non so quante persone effettivamente vi girino intorno, però posso dirti che è un momento al presente che comunque permette effettivamente un margine di progettazione, cioè sembra che ci siano intenzioni che riguardano il futuro. Ehm, Però allora qui c'è un segreto o comunque qualcosa che impone uno sforzo. Forse lo sforzo è dato da una distanza fisica che c'è fra voi, dunque la persona potrebbe non essere Ivan o tu potreste non essere nello stesso comune e avere qualche difficoltà magari nell'incontrarvi, ma l'incontro io lo vedo nel prossimo periodo, dunque è un incontro, dunque o diciamo così, non sapendo né leggere né scrivere per la serie, non conosco la vostra situazione, non so se siete già sposati, non so se invece avete cominciato la relazione, non so molto, ma posso dirti che se attualmente state insieme e avete avuto un periodo così, allora è possibile un ritorno. Ma cioè una ripartenza. Se invece la storia sta cominciando, è cominciata relativamente di recente, sta avendo comunque un'evoluzione positiva, sebbene ci siano delle difficoltà a incontrarsi, che però verranno superate. E devo dirti che sembra proprio dare avvio a qualcosa di molto positivo, l'inizio di opportunità, occasioni, ma anche una conferma, come se tu finalmente, dopo un lungo periodo di lotte, di difficoltà, uscirai vittoriosa e dunque sembra proprio che la situazione riparta e rilanci. Allora, come esito comunque non so da quanto, ma la prima cosa che ci dicono le sibille nell'esito è che è stata ricevuta una brutta notizia, qualcosa che magari ti ha recato un dispiacere, magari non è una notizia, ma è un qualcosa che hai sentito dire o una preoccupazione, comunque c'è abbastanza tristezza, malumore legato a qualcosa, ma nei tempi a venire sembra proprio che arriveranno delle conferme molto positive, delle occasioni valide e sicuramente delle aperture per il futuro. Chissà che non dica anche la possibilità che venga organizzato una piccola gita. Bene, andiamo avanti, passiamo alla prossima domanda, anche se mi piace vedere se per caso commentate, integrate man mano che io sviluppo la vostra stesura, ma mi sembra che non abbia scritto niente Elisa. Scusami Hilde, perché sei passata da Elisa? Perché Elisa in ordine è la prima di te Sara, adesso ci sei tu. Allora, e non mi fate queste domande perché mi indispettisco, io vado secondo l'ordine che vedo nel mio elenco, purtroppo è così, magari per,
per resoconto, per questioni di connessione, voi avete un ordine diverso, ma io seguo quello che vedo qua. Dunque non salto nessuno, non vi preoccupate. Allora, Sara, buonasera Hilde, sono stata dalla psicologa con mia figlia. Deve dare al giudice l'esito, cosa dirà per noi Sara? 5 settembre 97, Carmen 12 settembre 2016. Sarà a favore mio? Vediamo. Vediamo come sarà l'esito della psicologa. Beh, il taglio parla di un esito positivo che può cambiare un po' le cose. Vediamo però cosa dice la stesa. Allora, inquadriamola meglio, perfetto. Spero si veda bene. Allora, dunque, partiamo con una linea che manifesta delle difficoltà probabilmente legate anche a una persona che intenzionalmente ha cercato di portare delle difficoltà, degli ostacoli. Dunque abbiamo in prima battuta già un gradino, una salita, però o è una persona che ha portato delle difficoltà, degli ostacoli, oppure qualche notizia, qualche situazione spiacevole che ha portato delle preoccupazioni. In ogni caso sono preoccupazioni legate a una relazione passata per la quale si cerca comunque delle soluzioni. Ora, è possibile che che indirettamente questo primo passaggio che le sibille ci indicano può essere legato al tipo di argomento trattato con la psicologa, dunque delle situazioni di disagio, e forse in questo disagio compare una figura probabilmente maschile che ha interferito, diciamo così, nella serenità. Al presente, e dunque in risposta alla tua domanda, abbiamo tutte carte positive, il che fa pensare e presagire che il favore volga verso di te e verso di voi, perché comunque c'è buona volontà di rendersi utili, di fare veramente qualcosa per essere al servizio, ok? Dunque l'intenzione è più che positiva di questa psicologa, e sicuramente è convinta di poter dare una mano, e la cosa effettivamente cambierà in positivo, ok? È chiaro che adesso vediamo un po' come sviluppa nel futuro. Sicuramente qualcosa, una situazione, probabilmente questa situazione cambierà o travolgerà, diciamo così, eh, il domestico, che in questo caso potrebbe essere appunto il padre di tua figlia, o l'ex compagno, marito, quello che è, ma volgere le cose comunque in tuo vantaggio. E infatti vedi che è apportatrice di un reale e solido aiuto e di una cosa molto positiva. Dunque, per quello che riguarda me, eventualmente l'interpretazione delle sibille è positiva. Credo proprio che verrà in tuo aiuto non solo lei, ma anche il verbale o la certificazione che rilascerà sarà favorevole per te. Vediamo comunque l'esito. L'esito vedi che apre aspettative favorevoli per il futuro riguardo proprio la ragazzina, e un'attestazione comunque di fiducia, di un nuovo inizio con un inizio favorevole per il quale si potrà festeggiare. Dunque, per me le sibille dicono che è andata bene. Allora, andiamo avanti, vediamo un po'. Ehm,
Andiamo avanti, dunque la prossima è Rossella. Allora Rossella, Rossella, tu ti chiami Rossella, ma lui? Per favore, i nomi, non vi dico il cognome, ma i nomi. Passiamo avanti. Dunque, Nella, la prossima domanda è di Nella. Ciao, volevo sapere se Raffaele mi chiederà un incontro. Raffaele del 26 settembre 70, Nella il 15 febbraio 74. Va bene. Mi raccomando, ricordate, spero che stiate seguendo, che vi ricordiate di avermi fatto questa domanda, così da non leggerla poi di nuovo la prossima volta. Dunque seguitevi la diretta o quantomeno vi ricordo, se siete per i primi 5-6 a cui rispondo, di andarvela a risentire se eravate i 5-6 primi in elenco, anche se non doveste riuscire questa sera perché chiaramente non siete inchiodati al divano o sulla sedia o dove che siete, dunque capisco che magari avrete altre incombenze, però interessatevi almeno voi, vi dico sempre che rispondo in ordine di arrivo. Dunque, rispondiamo a Nella. Allora, vediamo se Raffaele chiede un incontro a Nella. È caduta una carta di buon auspicio. Vediamo un po'. Raffaele 26 settembre 70, Nella 15 febbraio 74. Ok. Mm. Mm. Allora, diciamo che sono, come dire, vanno un po' bene, un po' male, e c'è una certa altalenanza in questa stesura, in questa stesa. Dunque, diciamo che nella linea del passato sicuramente c'è stata qualche circostanza, qualche situazione legale difficile, forse una separazione difficile per qualcuno di voi due, è probabile che di mezzo ci sia una figlia. Ora, qui comunque, comunque al presente, beh, c'è qualche possibilità, non dico no, anzi, compaiono delle occasioni positive e anche un certo sostegno, dunque sembra una persona affidabile al momento. Al presente sembra che non perda occasione di contribuire con la sua presenza o comunque sostenendoti. Diciamo che sembra proprio una figura positiva di cui fidarsi. Il problema qui compare nel prossimo periodo, vale a dire che questa situazione arriva a bloccarsi un pochino. Sembra che si fermi un pochettino nella zona amicizia, dunque c'è un qualcosa che non sviluppa come vorremmo, sebbene il presente sia positivo, sembra che sia molto ben intenzionato, in realtà poi è come se si fermasse, si bloccasse un po'. E come vedi, la chiusura della stesa non è neanche delle migliori, perché sembra proprio che o nasconderà uno stato d'animo non tanto favorevole o comunque ehm, dirà o farà delle cose che insomma non saranno così promettenti. In ogni caso sembra esserci un qualcosa di grande che va a creare un fermo. O sarà una discussione su un qualcosa, oppure, vedi, voglio evitare di pensare che possa trattarsi veramente di un incidente o qualcosa di poco favorevole. Comunque sembra proprio che ci sia un qualcosa che blocca. Dunque, magari non ti dirà neanche bene il perché,
perché la carta della falsità fa capire che ometterà delle spiegazioni, però sembra proprio che in modo brusco lui chiuderà la situazione. L'esito però non è così definitivo, nel senso che è vero questo, ma è anche vero che rispetto alla tua domanda, in questo momento comunque c'è una sensazione di familiarità, di intimità, però è un po' soggetta in realtà a... non è proprio un qualcosa che approfondirà moltissimo, sembra un qualcosa preso, non dico alla leggera, però un invaghimento che non so fino a che punto cresca, è più basato su attrazione fisica, ecco, però vedi, non è che vedo proprio l'incontro, dunque sembra più bloccato in realtà, però crea atmosfera, non so come dire. Vabbè, andiamo avanti. Allora, rispondo a Nadia. Vorrei sapere se avrò notizie nel campo lavorativo. Al momento sono ferma. Riuscirò a trovare lavoro? 17 febbraio 76. Ok, Nadia. Allora, vediamo un po'. Intanto saluto velocemente anche le altre persone che si sono collegate. Dunque, Doriana, Maurizio Antonio, Marina, ciao Marina, Riccardo, Alex, dunque, ridiamo con Jenny, ok? Bene, bene. Torniamo allora alla domanda di Nadia che chiede per il lavoro. Vediamo cosa succede per Nadia e il lavoro nel prossimo periodo, 17 febbraio 76. Grazie, Sibille. Ah, oh, finalmente ti arriva una notizia che sblocca un po' la situation. Vediamo un pochettino. Allora, guarda, da quello che dicono le sibille, chiaramente loro ci parlano di, prima di tutto, almeno così io le interpreto, un evento passato o qualcosa del passato. Non so in quale momento del passato vadano a pescare, però un qualcosa che comunque sembrava piuttosto positivo, vale a dire che non so se sei stata chiamata ad un colloquio di persona o se hai ricevuto la notizia di qualche possibilità, comunque richiedeva uno spostamento. Dunque o hai viaggiato per andare a fare un colloquio che comunque era andato bene, oppure in ogni caso hai ricevuto appunto una notizia, ti sei mossa per andare effettivamente a raccogliere e trovare qualche soddisfazione. E questa cosa potrebbe essere o avvenuta nel contesto familiare, oppure in un lavoro a conduzione familiare, potrebbe anche essere qualcosa del passato di questo tipo. Non so perché mi menzionano questo, forse il legame è qua, perché questo è possibile che sia un ritorno ad una vecchia occupazione, ma possiamo dire che comunque qualcosa nel passato era buono per te. Non so, non ci dicono in che modo è interrotto questa situazione, però effettivamente al presente dovrebbero giungere delle notizie da lontano o comunque qualcosa che probabilmente aspettavi in qualche modo, ma che non avrà un esito positivo, perché
queste due carte chiaramente evidenziano degli ostacoli, delle difficoltà, dunque c'è anche un po' un fondo di rassegnazione. Probabilmente c'era una buona aspettativa nei confronti di questa notizia, anche se non ti vedo in attesa. Dunque probabilmente o è qualcosa a cui non pensi più o è qualcosa che ti sorprenderà, si tratta proprio di qualcosa di nuovo. Dunque non evolverà come si deve, ma attenzione, nel prossimo periodo qui arriva un'offerta del tutto nuova, però per qualcosa che forse non è necessariamente detto sia stabile e duraturo nel tempo, potrebbe essere anche un contratto breve o qualcosa che può dare delle aperture per il futuro, ma senza alcuna garanzia, diciamo così. Dunque l'inizio forse di una collaborazione, comunque una proposta nuova. Allora, questa proposta probabilmente riguarda o ti verrà fatta da un datore di lavoro o nell'ambito del commercio o comunque questa situazione lavorativa sarà al servizio di una persona comunque molto valida, ok? Sicuramente qualcuno che sa veramente come fare il suo mestiere. Dunque, o qui è un ritorno al passato, come ti ho detto, dunque una situazione che si è sospesa e che è possibile riagganciare, oppure una situazione completamente nuova e che potrebbe avere a che fare appunto con questa persona e richiedere dunque uno spostamento. Cioè probabilmente per lavoro andrai a far visita a questa persona, ma sai, non vedo nemmeno il colloquio, sembra proprio che la cosa possa iniziare anche praticamente senza neanche dover fare il colloquio. Allora, l'esito, chiaramente le condizioni forse lavorative non saranno del tutto soddisfacenti, probabilmente il contratto oppure la proposta economica magari non è delle migliori, però comunque forse le condizioni lavorative in sé dovrebbero essere in grado di farti portare avanti e gestire anche la famiglia eventualmente se ce l'hai, perché vedo che ti mette in condizione appunto di star bene, di portare avanti, di gestire la famiglia. Oppure potrebbe voler dire invece, no, ma niente, no, secondo me è questo. Va bene. Allora, vediamo un po' che sentivo i messaggi dalla regia. Ok, la regia suggerisce con la voce fuori campo. Allora, rispondo. Allora, rispondo con 5 carte per quella domanda ad Assunta che chiede per Davide, 30 ottobre 79, se qualcuno ha fatto negatività sul Davide, suppongo. Allora, vediamo un pochino. Visto che qua si tratta praticamente di un sì o di un no, vediamo un pochettino se c'è della negatività fatta da qualcuno su Davide. 30 ottobre del 79. Allora, oddio, è un po' bloccato lui, adesso bisogna però capire. Allora, nessuna di queste carte ha un significato occulto, nel senso che le carte che parlano di attacchi occulti sono il vedovo e la morte. Diciamo più che altro che ci sono delle inimicizie o degli ostacoli, dei cambiamenti che stanno avvenendo magari alle sue spalle, o che qualcuno può aver parlato in modo spiacevole di lui, però no, no, c'è perfino la carta da fortuna, dunque non c'è negatività fatta da qualcuno su di lui, potrebbe essere proprio un periodo così. Bene, cari amici,
Io vi ringrazio per aver partecipato questa sera, ho fatto i 30 minuti di consulto gratuito che metto a disposizione, vi ricordo anche lunedì, dunque tornate lunedì sera alle 21:30 sempre sul mio canale YouTube. Vi ricordo tra l'altro che sarò poi presente anche mercoledì alle 21 insieme al Marietto Veneziano sul suo canale YouTube per la diretta appunto serale, e tornerò nuovamente venerdì sempre alle 21:30. Se vi fa piacere o desiderate un consulto privato con me, sappiate che un consulto ha la durata di 45 minuti e il costo di 20 euro. Scrivetemi su WhatsApp o su Telegram al numero 347 8702 622 per fissare il vostro appuntamento. Grazie come sempre per la vostra partecipazione. Io ora vi saluto tutti, vi auguro un buon fine settimana e ricordo agli amici che seguono il canale, soprattutto le persone che si sono affidati a me per i riequilibri energetici fatti appunto con i protocolli radiestesici, che adesso mi metto all'opera per riequilibrarvi. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento di serata, buon fine settimana. A lunedì.